Dopo Signore e Signori, che cosa vuoi raccontare di Treviso? Come dire che dopo Luciano Vincenzoni c'è solo Luciano Vincenzoni, così il noto regista romano Enrico Vanzina a Treviso nella veste di giurato per la prima edizione del concorso alla ricerca di nuovi sceneggiatori e dedicato appunto al piccolo scrivano trevisano. La descrizione di Vincenzoni di un altro suo amico di sempre e oggi critico per la qualità degli elaborati presentati in concorso. Io sono vecchio, ma speriamo che qualcuno di questi giovani sceneggiatori, se imparano a scrivere i soggetti, abbiano un futuro, insomma. Il cinema è la vita da quale si tagliano le scene noiose, gli replica Vanzina citando un'espressione del cineasta François Truffaut. Non mi sembra che in questa tornata ci sia un soggetto che possa cambiare la storia del cinema italiano, ecco, diciamola così. Come ho detto prima, c'è poca attenzione all'aspetto letterario, c'è un po' di lungaggine nel raccontare delle cose che il cinema deve tagliare per arrivare proprio all'osso. Qui non c'è. 3 vincitori con il vicentino Elia Gonella e il bellunese Alessandro Padovani, anche la trevigiana Lucia Filippone per il soggetto Il Diavolo Nero, dedicato ad un altro trevigiano illustre, Omobono Tenni. A Treviso è rimasto lo stadio e purtroppo è stato dimenticato dai trevigiani, infatti pensano che sia un calciatore, quando invece era un grande motociclista, un grande campione. La base di un film è la scrittura, per cui io credo che questo premio Vincenzoni avrà una vita lunga, perché sempre di più i ragazzi capiranno che saper scrivere e raccontare per il cinema è il nodo centrale di fare cinema.